Cari telespettatori, parliamo dei tanti problemi che i comuni debbono affrontare nella gestione della quotidianità e perché a seguito di una serie di provvedimenti che sono stati presi a livello governativo, di tagli lineari, eccetera, rimetterci alla fin fine, scendi, sono sempre più piccoli, quindi naturalmente i comuni che devono essere molto parsimoniosi nella gestione della cosa pubblica, nel fare qualsivoglia tipo di atto che poi corrisponde a un provvedimento e alla fine ancora naturalmente a rimetterci sono i cittadini, sempre la parte più debole. Ma quali sono le difficoltà in cui cappano i comuni, soprattutto i comuni non quelli principali, non il capoluogo, che magari hanno una disponibilità anche diversa, e perché si trovano in queste situazioni? Ne parliamo più volte, ci sono diversi temi che è bene affrontare insieme, è bene comprendere, perché poi tante volte molti anche di voi vanno a fare la fila dal sindaco con delle aspettative, per fare delle richieste, però poi il sindaco si trova in alcuni casi con le mani legate perché non può più di tanto dare delle garanzie di risposte. Cosa ci sta dietro? Ne parliamo insieme con Angelo Tosoni, che è vicepresidente vicario dell'ANCI del Veneto, quindi la sezione dei comuni del Buongiorno a Veneto. tutti. Grazie di essere qui con noi. Sindaco di Valeggio sul Mincio, un comune di quanti abitanti? Quasi 15.000 abitanti. Ecco, quindi già siete in una situazione, Siamo già una bella realtà, sì. esatto, una bella realtà. Anche perché noi abbiamo diciamo un'economia che si sta andando a basare anche sul turismo, quindi rispetto ad altre realtà riusciamo a far fronte un po' a Ecco, questo raccontiamo un periodo po' di la realtà di crisi. Valeggio sul Mincio, chi magari ci segue da altre province che non conosce Molto come volentieri. comune. Valeggio sul Mincio si trova nell'entroterra gardesano, quindi a pochi chilometri da Peschiera del Garda, sotto il lago di Garda, quindi diciamo che noi siamo uno dei gioielli di Verona. Chi viene a visitare Verona viene anche a visitare Valeggio, Borghetto, il Parco Sigurtà, le nostre tante attrattive, e anche chi viene sul lago di Garda in vacanza si rivolge poi all'entroterra per andare a scoprire territori e prodotti tipici. Noi abbiamo tra i prodotti tipici il nostro principale, che è il tortellino di Valeggio. Tanti lo conoscono perché è diventato veramente uno dei punti di forza della nostra economia. Tanti sono i pastifici, oltre che i ristoranti, che hanno fatto del tortellino una risorsa. Per cui insomma abbiamo tutto un indotto anche lavorativo che ci sta dietro, Che funziona. che funziona e ci sta aiutando, perché sinceramente rispetto ad altri territori dove un'azienda che fa lavorare 500-600 dipendenti chiude e ti crea veramente un grande impatto sociale, noi non abbiamo avuto aziende che hanno chiuso e abbiamo comunque, per chi perde il lavoro, la possibilità di reintegrare un po' il reddito con queste forme di lavoro che, anche se sono magari non per tutto l'anno, ma sono sostanzialmente 9-10 mesi all'anno. Insomma già non è male. Sì, infatti io vedo la pressione, ce l'ho soprattutto nel periodo invernale, e che comunque sia con la ristorazione Valeggio lavora anche d'inverno. Però poi nei 9 mesi dalla primavera all'autunno con Borghetto e il Parco Sigurtà diciamo che i flussi sono veramente più importanti e quindi lavorano molto di più le attività, i parchi tematici e Ecco, un quant'altro. comune turistico, quali vantaggi, a parte la popolazione, il lavoro, eccetera, quali vantaggi ha se non ha struttura alberghiera? Non so se voi abbiate struttura Noi alberghiera. strutture alberghiere abbiamo poco, abbiamo un campeggio che come tassa di soggiorno riesce Infatti. a darci una mano, però parliamo di 100.000 euro, non sono cifre che risolvono i problemi, diciamo, di un comune. Chiaro che però avere un territorio dove arrivano tanti turisti a visitarlo, noi abbiamo il cicloturismo che sta facendo dei numeri importanti, abbiamo una ciclabile che collega Peschiera a Mantova e passa lungo il Mincio per Borghetto. 80.000, 90.000 passaggi all'anno, Sono quindi sono tantissimi. numeri importanti. Abbiamo studiato dei percorsi anche sulle colline moreniche per portare questi turisti dalla ciclabile anche nell'entroterra a scoprire quelle che sono poi le cantine, quindi prodotti tipici anche dal punto di vista del vino, dei salami, di tutto quello che può essere degustato anche in queste realtà. Per cui diciamo che un comune turistico ha la fortuna di avere dei potenziali clienti che vanno oltre quelli che sono i residenti del Infatti. posto. Quindi se un territorio si organizza e riesce ad offrire a queste persone che vengono sul territorio dei pacchetti, delle visite, diventano poi anche per aziende che sono in mezzo alla campagna un'opportunità per andare a crearsi un reddito alternativo
a quella che è la produzione Ecco, della lei ha detto campagna. una cosa importante, se si organizzano, quindi bisogna anche inventarsi come comune turistico, se si ha la fortuna di essere vicino a delle località attrattive, ma diciamo che nel Veneto quasi tutti i comuni sono vicini a località attrattive, soltanto che magari non si organizzano, non si Infatti. inventano delle cose Noi analoghe. ancora 4-5 anni fa abbiamo insistito per entrare a far parte del Lago di Garda Veneto, che è il consorzio di promozione, anche se poteva sembrare un qualcosa in più perché c'è un costo da sostenere per far parte di questo ente, però noi credevamo che per avere turismo devi far parte di questi organismi, tant'è che la Regione per l'anno prossimo ci ha anche riconosciuto un contributo per tenere aperto un ufficio IAT, riconoscendo a Valeggio una realtà importante dell'entroterra gardesano, per cui andremo anche ad organizzare questo servizio. Quindi è importantissimo che non possiamo noi ente, noi comune, fare da diciamo, ufficio di promozione vero e proprio, però abbiamo una Proloco e possiamo sostenere tutti quei rapporti che vadano ad agevolare quegli imprenditori che vogliono far parte di una rete, quindi incentivare anche gli imprenditori a non rimanere fermi a casa, ma a entrare a far parte di circuiti, perché ci sono tante organizzazioni dove se ci vai come insieme di cantine, pastificio da visitare Fai massa critica, e indubbiamente. offrì ad un gruppo di persone la possibilità, per esempio un ragazzo l'anno scorso organizzava delle uscite per gli ospiti del campeggio, un giorno una settimana li portava a visitare Borghetto, visitare un pastificio, una cantina con delle degustazioni e lì ti diventa un'opportunità per la cantina, un'opportunità per il pastificio, girando il territorio vedono anche dei ristoranti, nei giorni successivi possono andare a visitare. Quindi diciamo che di opportunità ce ne sono tante, bisogna poi organizzarsi, come si diceva, e andarle a sfruttare, perché altrimenti vengono sul territorio, ti lasciano le immondizie, tra virgolette, e poi se ne vanno. E quello è un peccato, ma i primi tempi i visitatori del Parco Sigurtà, usciti dal parco, prendevano la macchina e andavano via. La grande sfida è stata quella, e sarà quella ancora da sviluppare, di far sì che questi visitatori, visitato il parco, vogliano anche venire a visitare il resto delle opportunità che offre il nostro territorio, da quelle, dicevamo, del territorio alle proposte anche enogastronomiche. Ecco, da questo proposito, adesso poi siete voi, vi trovate nella direttrice Venezia-Milano, tra l'altro, Abbiamo anche e questa avete anche opportunità. questa opportunità, bisogna dirlo. La vedete come opportunità? È abbastanza discusso poi il discorso dell'Expo di Sì, Milano, come noi può stiamo essere? cercando di sfruttare al massimo questa grande opportunità, questa vetrina mondiale, perché lì per 6 mesi ci saranno, calcolano 30 milioni di visitatori a questa manifestazione. Chiaro che non possiamo andare noi come paese, perché hanno dei costi folli gli spazi all'interno di Expo, però abbiamo messo in piedi anche un progetto, abbiamo aderito a un progetto insieme a Peschiere Fumane, dove se delle nostre aziende partecipano e condividono con noi un progetto di tu sei là, promuovi anche il territorio, possiamo anche dare una mano a sostenere i costi di partecipazione. Questo per dire un esempio, ma anche stiamo lavorando con la città di Verona, perché chi viene a visitare Verona sia Sì. portato a visitare anche Valeggio Borghetto come una delle perle. Io la definisco perla perché un progetto di Lago di Garda Veneto chiama proprio i paesi dell'entroterra gardesano come Valeggio perle del lago, quindi chi è in vacanza sul lago viene portato ad andare a spingersi nell'entroterra per degustare prodotti e visitare territori. Quindi diciamo che sia ragionando col lago, sia ragionando con la città, cerchiamo di far arrivare a Valeggio queste masse di visitatori che o sull'autostrada o in treno, perché abbiamo Peschiera a pochi chilometri, possono vedere nel Possono. venire a visitare Valeggio uno dei giorni che sono in Italia per Expo, quindi mettere dei richiami all'interno di Expo che facciano poi. Infatti questo che non è una cosa facile Sì, perché molte perché noi volte si organizzano prima. puntiamo tanto sul fatto che il nostro tortellino è un tortellino che va consumato in loco, nei nostri ristoranti, degustati nei pastifici, perché siamo convinti che è buono mangiato ovunque, ma se lo mangi nel territorio dove è prodotto ha una marcia in più e ha una poesia particolare. Quindi noi contiamo e puntiamo a far arrivare i turisti sul nostro territorio. Poi
se decidono anche di dormirci una notte diventa un'opportunità anche per le strutture ricettive, altrimenti sono comunque per le strutture, per i ristoranti e per i pastifici opportunità ugualmente. Ma puntare invece prima che arrivino, che si organizzino già sapendo che c'è questa opportunità, Infatti, perché tante volte, una volta arrivati, i giochi mi sono sfuggiva fatti. parte di questo contributo che ci viene dato per tenere aperto e funzionante questo ufficio yacht, lo volevamo anche, e stiamo studiando la maniera, usare per acquistare dei biglietti e metterli in pacchetti dove si dice al turista: se tu acquisti questo pacchetto hai la notte, hai il biglietto del treno e hai l'entrata a Expo e dormi in un posto tranquillo a dei prezzi vantaggiosi, perché mi hanno già detto che sono lievitati alle stelle i prezzi di tutte le strutture di Milano, soprattutto in quei 6 mesi, per cui anche offrire noi la possibilità di dormire a 2 ore alla fine da Milano e creare quindi dei pacchetti, anche quello potrebbe essere, non potrebbe essere, È è una una cosa grande interessante opportunità sulla quale assolutamente. stiamo lavorando. Allora, questo è l'aspetto turistico, quindi diventa strategico in un momento di difficoltà avere anche questo tipo di vocazione, inventarsela, organizzarsi e trovare il sistema per l'imprenditoria, per i lavoratori che magari si trovano anche in difficoltà. E non credo che sia una cosa semplice comunque, perché già ci ha detto che bisogna avere idee continue, E richiede stimoli. tanti anni. Noi è Quindi anni che lavoriamo, perché bisogna partire da creare la mentalità. Tu prendi un paese agricolo e lo vuoi far diventare turistico, devi prima di tutto lavorare sulla cultura delle persone che devono, da mentalità chiusa dell'agricoltore classico, io sono agricoltore quindi non voglio offendere la categoria, però tendenzialmente un agricoltore non ha piacere che arrivino persone strane in azienda. Devi lavorare su una cultura, sulla cultura, dicevo, per far sì che si diventi ricettivi in ogni sfaccettatura, dall'azienda, che deve essere un'azienda aperta, gli spandimenti di liquami non devono essere fatti in determinati giorni, in determinate ore, perché dà fastidio al turista, quindi tutte quelle che sono le lavorazioni agronomiche che comunque vanno fatte devono essere fatte con degli accorgimenti. Quindi diciamo che da quello a tutto il sistema che bisogna mettere in piedi richiede anni, per cui non è semplice, non è semplice, però noi siamo convinti di questo, ma siamo convinti che sia, e non siamo gli unici neanche a dirlo, per l'Italia sarà la vera via d'uscita dalla crisi, riuscire a vendere. Ci sono altri stati che una pietra riescono a valorizzarla, a farci infatti andare questo sì. milioni di persone a visitarlo. Noi abbiamo tantissime cose da vedere, perché il nostro territorio, anche solo il nostro territorio, è un prodotto da vendere, facciamo fatica a venderlo. Quindi noi abbiamo voluto entrare nel consorzio Lago di Garda, perché siamo convinti che fa fatica un paese da solo a È il promuoversi. solito discorso esatto, della Non difficoltà da possiamo in soli di... 6.000 campanili, parlando di piccoli comuni, pensare che in 6.000 andiamo in giro per il mondo a promuoverci. Deve essere fatta una promozione Di sistema, di sistema, assolutamente. e noi dobbiamo essere in grado poi, quando arrivano, andarceli a prendere, quindi andare sul lago a prenderci il turista, andare a Verona a prenderci il turista. Non dobbiamo essere noi che andiamo nel mondo a prenderci il turista, perché sprechiamo delle risorse, quindi essere dentro in questi circuiti secondo noi diventa fondamentale, e può diventare la vera risorsa, perché alla fine con la globalizzazione il manufatturiero ha delle difficoltà, l'agricoltura ci stanno mettendo anche in agricoltura in grande difficoltà, perché la vogliono far fare ad altri stati d'Europa, e noi dobbiamo diventare consumatori di prodotti di altri stati. Per cui, sperando che la politica si metta a contrastare questi fenomeni, nel frattempo noi dobbiamo cercare di sopravvivere e non far chiudere le nostre aziende con questi sistemi, insomma, quindi. Assolutamente. Ecco, a questo proposito lei ha detto effettivamente senza far sistema, se non si fa sistema, se non si cerca di aggregarsi a qualcosa di organizzato, difficilmente si riesce a far breccia anche sotto l'aspetto turistico, e lo stesso è il problema per i finanziamenti e i costi, quindi si parla anche qui di unioni di comuni. Voi per carità siete un comune che potrebbe essere catalizzatore invece che Chiaro. aggregante. Penso, però a lei un Allora, po' la diciamo che è risposta. più un problema per i paesi più piccoli, ma
è un problema nel senso che Ma è un problema che proprio dovreste aggregare qualcun altro, magari lei dice a Borghetto, far comune unico, adesso faccio l'esempio. Borghetto è una nostra frazione, quindi noi siamo un comune, Borghetto fa parte del nostro comune. E noi abbiamo già una dimensione che può permettersi, insomma, abbiamo 50 dipendenti, quindi insomma abbiamo già una realtà importante. Poi i comuni molto piccoli, dove hanno 2, 3, 4 dipendenti, fanno fatica anche a dare i servizi ai cittadini, quindi le unioni, mettersi insieme per dare dei servizi può diventare un'opportunità sia per il comune che per i cittadini. Chiaro che poi dopo si incontrano tutte quelle difficoltà che ci sono nel momento in cui metti insieme realtà diverse, metti insieme dipendenti che erano abituati a fare in una maniera e gli cambi il modo di lavorare. Noi adesso abbiamo fatto la segreteria, il segretario comunale insieme con Sona, che è un paese un po' più grosso di noi. Quindi abbiamo un segretario che ha 32-33 mila abitanti, perché noi 15, loro 17, e stiamo già parlando di mettere insieme la polizia locale, di mettere insieme anche noi, comunque sia, che non ne avremo l'obbligo, però provare a fare sistema per cominciare a ragionare come area vasta, non più come singolo comune, su quelli che sono argomenti dove può essere veramente un'opportunità di turismo. Se noi ne parliamo come area vasta invece che come valeggio, siamo convinti che possa essere un'opportunità, perché se tu un turista lo porti a vedere Borghetto, in 3 ore lo visita. Se tu lo porti a vedere Borghetto, il Museo Nicolis, l'ossario di Custoza, piuttosto che gli dai anche 2 o 3 giorni di permanenza sul territorio. Quindi certi argomenti può avere senso anche il dire lo faccio in maniera condivisa con altri comuni. Chiaro che poi la forzatura di dare delle scadenze, mettere insieme comuni che possono anche trovare una quadra politicamente, ma poi i sindacati, perché in un comune il trattamento era in un modo, nell'altro era in un altro. Questo è un problema che emerge, che voi avete trovato che emerge. Noi come ANCI stiamo affrontando, parlando con i comuni, queste difficoltà e stiamo cercando di dare supporto in questo, perché anche la retribuzione, se metto insieme la polizia locale e da me era retribuita in un modo e nell'altro comune era retribuita nell'altro, si fa la media. Chiaro che per i miei che erano pagati meno magari è un'opportunità, per quelli che erano pagati di più fanno resistenza perché vanno a prendere un po' meno. E quindi ci sono anche differenze retributive? Possono esserci, perché dopo, al di là di quello che è il contratto base, ci sono delle premialità che magari in un comune erano in un modo, nell'altro erano diverse, e dopo quando ti metti assieme le devi andare. Quindi sono anche proprio difficoltà molto pratiche e spicciole, ma che ti creano veramente, ti fanno perdere tanto tempo, creano malumori, contrasti anche appunto con i sindacati, che io spero diventino sempre di più collaborativi e d'accordo tutelare il tuo cliente, tra virgolette, il tuo associato, perché altrimenti ti scappa in un'altra sigla. Però se l'obiettivo è positivo ed è di interesse nazionale, bisognerebbe che ci fosse da parte di tutti la volontà di trovare una soluzione. Insomma, invece purtroppo quando si va a mettere mano ai diritti acquisiti è sempre... Io dico sempre che bisognerebbe abolire l'istituto del diritto acquisito. Se noi abolissimo quello, riusciamo a fare qualche riforma. Fino a quando c'è il diritto acquisito, per cui non metto in discussione nulla di quello che ho, come fai a cambiare le cose se non metti in discussione nulla? Insomma. Certi poi i diritti acquisiti, perché poi i diritti acquisiti quando parliamo di pensioni o ad altro sono stati facilmente messi in discussione, per alcune pensioni, non per tutte, quelle acquisite non sono discutibili. Infatti. Allora, ci sono altri temi da parlare, parleremo anche del discorso dello statuto, poi dell'IMU, insomma della tassazione, eccetera. Pubblicità, pochi secondi, poi siamo con voi.